Presidente, violenza mai. Siamo all'indomani di una legge nuova, molto discussa. Lei è una donna alla guida di un sistema industriale. Che cosa si può fare? Che cosa si può fare a livello del territorio e come giudica questi passi avanti che sono stati fatti? Beh, sono dei passi avanti soprattutto a livello culturale che danno un segnale positivo. Abbiamo però dei numeri ancora preoccupanti e aspettiamo e speriamo anche di raggiungere anche alla chiusura di quella che è stata una legge bloccata in qualche modo e quindi di arrivare anche a un risultato. Ovviamente io adesso qui rappresento il mondo delle imprese e anche l'impegno che noi, quindi anche di tante donne che lavorano e quindi anche l'autonomia delle donne può aiutarle a intraprendere un percorso. Quello che è importante secondo me è agire proprio intanto sulla responsabilità di noi donne, che oltre ad essere vittime abbiamo anche la responsabilità di crescere una famiglia, di essere donne imprenditrici e di essere quelle figure che possono trasmettere un qualcosa alle generazioni future. Non solo noi donne, abbiamo bisogno anche dell'aiuto e del sostegno degli uomini in questo. E io credo che sia un percorso culturale soprattutto, di cambio culturale importante.